C'è una bellissima frase di Ralph Emerson che dice: non andare dove il sentiero ti può portare, va invece dove il sentiero non esiste e lascia dietro di te una traccia. La qualità della nostra vita è uguale alla qualità delle nostre emozioni, che proviamo ogni giorno. La possibilità di concentrarci su qualcosa che ci appassiona, che ci interessa, che contamina noi stessi e che contamina anche il resto delle persone. Mi sono sempre rifatto ai valori del viaggio, disegnato per sempre un percorso che avrebbe realmente aiutato tutte le persone che sarebbero arrivate dopo di me. Ho iniziato il percorso molto giovane, all'epoca avevo 1000 idee per la testa, ogni giorno ho cercato di portare e di trasformare il sogno in idea, l'idea in obiettivo e infine trasformare le azioni in risultato. Dal 2010 aiuto le persone più sfortunate a poter tornare a mangiare e sorridere. Un bisogno primario come vedere e sentire, che dovrebbe essere gratuito e garantito per tutti i cittadini. Provo gratitudine per queste gambe che mi hanno permesso di arrivare dove sono oggi. Per me lo scopo è sempre stato quello di potermi svegliare la mattina, dire grazie, anche oggi mi sono svegliato, e poter lavorare alle mie idee, alle mie passioni. Questa è la felicità. Un dentista italiano era riuscito a entrare dentro a più di 100 cliniche dentali e a scrivere assieme a loro il manuale del turismo dentale che avrebbe aiutato migliaia di persone. Quando ci comportiamo tutti allo stesso modo non possiamo far altro che ottenere quello che ottengono tutti quanti. I giornalisti dovrebbero viaggiare, come ho fatto io, raccontare il mondo per com'è con tutte le alternative che offre. La paura di curarsi in Europa ha costretto migliaia di malati a non poter più né sorridere né mangiare. Francamente la disinformazione e la sanità privata le trovo una violenza che violano i nostri diritti. Scoprì che un grande network acquistava 3 milioni di impianti dentali per 27 euro, per rivenderli poi a 2000 euro ciascuno. La verità l'ho dovuta cercare e sudare, nessuno te la viene a regalare. La realtà di ciò che è giusto, sbagliato, onesto, non è chiara e soggetta alla nostra percezione, al nostro modo di vedere le cose, che spesso è influenzato da altre persone, dalla società in cui viviamo, dai messaggi che passano in media. Ovviamente questo è deleterio. Bisogna sbloccarsi, percepire la realtà per quello che è, perché il modo di vedere la realtà è solo uno. La realtà è com'è davanti ai nostri occhi e non ciò che ci vogliono far credere. Il mio viaggio inizia dopo aver toccato con mano la sofferenza delle persone. Una decisione importante e netta, dimenticare se stessi per dedicarsi agli altri. Il progetto è stato complesso e la chiave è stata scomporre il progetto in tanti piccoli pezzi. Quando non si sa qual è il proprio obiettivo, la propria meta, dove si vuole andare, spesso si finisce per non arrivare da nessuna parte. Chi mai vorrebbe seguirci se nemmeno noi sappiamo dove stiamo andando? Quando diciamo di sì a qualcuno, stiamo dicendo di no a qualcun altro. Il problema è quando quel qualcun altro sono le migliaia di persone che hanno urgenza di essere aiutate oggi. Penso di essere una persona che ha imparato a dire di no nella vita. Sentirsi vivi per me significa creare qualcosa conforme ai propri ideali e ai propri valori.
Vivere il proprio scopo nella vita. Per me significa mettere a disposizione degli altri il tempo e l'intelligenza che mi sono stati donati. Per portare grandi cambiamenti nel mondo non basta sognare in grande, devi agire in grande. Il piacere deve arrivare dalle piccole cose, puntare a lavorare sull'eccellenza, sul miglioramento quotidiano. C'è una bellissima frase di Steve Jobs che dice: non ci viene data la chance di fare molte cose e ogni cosa dovrebbe essere davvero eccellente, perché questa è la nostra vita.